Signore e signori, buonasera. Sicilia Cori Mio, ancora dentro una tradizione da raccontare. O forse, ancor meglio, un vecchio mestiere da andare a risvegliare. Siamo a Motta Camastra, all'interno dell'entroterra messinese. Il paese tra le rocce, il paese che vanta la tradizione della raccolta delle noci. E oggi noi andiamo a trovare un personaggio importante per il paese. Colui che, posso dire, fa diventare belli i suoi compaesani. Noi andremo a trovare il signor Pippo Cosentino, il barbiere di Motta Camastra. Siamo in Corso Umberto, esattamente al Civico 19, e qui abbiamo una bottega, come vediamo, che vetrine non ne ha semplicemente una mostra meravigliosa di fotografie. Una tenda antica, direi abbastanza antica, ci fa entrare dentro un vecchio salone dove il signor Pippo ci accoglie. Signor Pippo, buonasera. Sicilia Cori Mio è felice di essere qui con lei dentro la sua bottega. Allora, mi spieghi per favore, Pippo, chi è realmente, come mai fa il barbiere, qual è la passione che ancora oggi lo lega a questo posto e qual è il segreto per essere ancora un buon barbiere? Io faccio il barbiere, grazie, questo è il mio principale. Questo chi sarebbe? Questi chi sarebbe? Salvatore Strazzeri. Io nel lontano 60 lavoravo qui in questo locale, poi io mi sono avventurato verso Vienna, al quale sono rimasto per 27 anni. Grazie. E questo sono venduto al signor Cosentino, che era il mio allievo allora. Allora, il suo garzone. Le cose le dobbiamo chiamare così per come sono. E quindi era il suo garzone. Come è iniziato? Mi ricordo che era un poltrone. Questo me lo ricordo. Non volevo proprio. Era un nulla facente. Stava lì, guardava e io l'ho messo sotto. Ed è stata la sua fortuna naturalmente, perché con questo mestiere si è guadagnato la vita. Poi, e ha messo su famiglia, presumo. Perfetto. Si è sposato, ha avuto 2 figli. Uno è nell'esercito italiano, sposato con una ragazza dell'esercito italiano, nonché cintura nera di karate. Ah! Sì, praticamente deve stare attento il marito, perché lì li può buscare pure, perché non lo so. Quindi la vita del signor Pippo inizia realmente diventando un garzone del suo, diciamola come si deve dire, uso principale. E adesso il suo principale adesso cosa sta facendo qui? Ha una bomboletta, uno spray in mano. Dai, capello al signor Coturi Lucio. Che sarebbe un nostro cliente venuto così spontaneamente. No. Il signor Coturi Lucio non aveva neanche l'appuntamento. È il papà del musicista Salverico Coturi, grande fisarmonicista. E adesso lei... Perdonate un attimo. Adesso lei verrà da sé, se sto dicendo fesserie, o lui è veramente un bravo fisarmonicista. Ok, io non metto in dubbio quello che lei mi dice, quindi il signor Coturi, il musicista, magari ci delizierà di qualche sua nota.
signor Pippo, adesso il proprietario di questa bottega, che affrontiamo in effetti il discorso dell'andare a ricostruire il mestiere del barbiere. Il barbiere, dopo essersi fatto un bel po' di cavetta come Garzone, come abbiamo visto prima, abbiamo sentito prima, decide un bel giorno di aprire bottega. Aprire bottega e pensare se è il caso di prendere il coraggio tra le mani e dire: io oggi sono il padrone di questa sala. E allora la mettiamo su. Le prime cose che deve pensare un barbiere quali sono? Le prime cose cosa sono? Le prime cose sono di comportarsi bene davanti alle persone, giustamente, avere educazione, Certo. avere rispetto. E le attrezzature quali sono? Le attrezzature sono giustamente la forbice, è questa qua, Le forbici, le sì. forbici, il pettine è questo qua, Forbici, forbici, pettine. pettine, e dopo poi c'è niente, tagli i capelli con questo qua. Con questo no? tagliacapelli. E la barba come la fa il La barbiere? barba, soprattutto, la barba è importante per la pulizia. Uno deve lavare così. Aspetta, Cosa? aspetti Cos'è che sta che manca l'acqua. Un momentino. Sì, deve aprire l'acqua. Ecco, questo è il salone di un barbiere ancora antico. Apre l'acqua, cioè ci sta facendo notare che adesso l'acqua sgorga dal rubinetto, quando invece tutto questo ormai è storia. Così, si lavora così. Anzi, Cosa sta facendo lei? Questo cos'è, un pennello, no? Sì. Ha un nome particolare questo pennello? No, il pennello per la barba. Pennello per la Basta, barba. particolare non ce n'è. Ecco. E cos'è che sta facendo? Lei lo sta davanti al cliente, lei fa questa cosa? Soprattutto, certo. Soprattutto, pulisce il pennello davanti al cliente. Sì. E lo fa come? Dentro questa vaschettina? Certo, con questo scheino così. Sotto così, l'acqua fresca? Sotto l'acqua fresca. Poi in inverno c'è l'acqua calda, giustamente, no? ovvio. E non è discorso. E così, Certo. questo qua, pulito così, e si vede. E si lascia immerso nell'acqua. Sì, e si vede che è pulicetto, così, e poi si bagna così, e si sapone così con la saponata, e si fa la... Che sapone è questo? Di che origine? Questo è il sapone di mandorla. Ecco, sapone di mandorle. E con questo le fa la barba? Certo, io lo taglio a pezzettini, è un pezzo così, da un Ah, chilo, ah. e lo faccio a pezzettino, lo E metto lo mette qua, dentro questa... e faccio la saponata. E fa la E saponata. fa la Man saponata. mano lei gira il pennello dentro, si fa la saponata e lo sparge sul viso del cliente. Soprattutto, certo. Di tutto, andava al mercato, porto le noci, porto le castagne, la verdura, tutto. Vorrei fare vedere queste mani. Non sono sporche, sono bellissime. Vorrei fare vedere queste mani. Bellissime. Belle veramente. Ce ne sono più di queste mani. Sono belle perché non esistono più queste
sta male, quando sta male, la mattina lui si fa una passeggiata, sempre. Bravo. Un applauso! Un applauso, bravi! Allora signori, ci siamo appena congedati dal signor Pippo, il barbiere che ancora insiste nel volerci dimostrare a noi e a tutta la Sicilia che di Sicilia si può vivere, l'ha fatto fino ad oggi grazie al suo mestiere. Siamo ancora qui nella sua bottega in compagnia di una persona eccezionale, colui che può testimoniare che in effetti tutto ciò che abbiamo detto finora è veramente vero ed è il primo cittadino, il sindaco di Motta Camastra che garantisce per noi e per tutti voi tutto ciò di cui abbiamo parlato finora. Di Sicilia si può vivere. Signor sindaco, buonasera. Lei è il signor? Claudio Bartucciotto. Claudio Bartucciotto, quindi già ha un nome molto particolare. Cosa significa questo? Significa che ognuno di noi è una storia, ognuno di noi è una realtà. Il signor Bartucciotto diventa sindaco quando? Nel 2013. Diventa sindaco nel 2013. E quindi quanti anni ha? Ecco, mi stanno succedendo dalla regia perché è una persona veramente giovanissima, quindi viene un attimino la curiosità. 53. Complimenti. Cosa ci racconta della sua motta? Come mai si è prodigato perché affinché la sua cittadinanza credesse in lei e soprattutto oggi cosa ci racconta della sua motta? E Motta Camastra, come si racconta in Sicilia? Allora, io dico principalmente che Motta Camastra è un paesino un po' particolare, al di fuori, diciamo, dei vari comuni che vediamo un po' in giro. È qualcosa di diverso nel senso che chi vuole un po' di tranquillità e serenità può venire tranquillamente a Motta Camastra, anche perché lei ha visto, non è che c'è è molto tranquillo come paese, ecco. Sì. Questo è importante anche chi vuole uscire, vuole stare un po' fuori dagli schemi, dalle grosse tram, delle grandi città, delle cose città. E così via. Motta Camastra da questo punto di vista offre tantissimo, si può stare tranquilli. Qua è un paesino dove i ragazzi, gli anziani, sì, un po' meno forse per i giovani perché c'è poco lavoro, però dico per i giovani e per gli anziani è un posto molto ideale per poterci vivere tranquillamente. Potersi formare. Potersi Si forma un giovane all'interno di tradizioni raccontate magari da qualche anziano o quantomeno da qualche abitante che magari facendosi un po' più testardo ha deciso di rimanere qui. Sì. Scusi se glielo chiedo, in un'età diciamo che Fra i stanno 18 quindi ecco fra i perfetto 18 e stanno già 18 per iniziare fra i 19 a e pensare 26. cosa fare domani, no? Sì, fra i 19 E cominciare a 26. seminare. Esatto. Lei è come si chiamano gli abitanti di Motta Camastra? Mottesi. Mottesi, lei è un mottese. Ha parlato con i suoi figli, li ha ancorati alla loro terra oppure guardando la realtà? Sì, devono trovare qualcosa da fare qua, ma devono anche andare fuori per poter capire e farsi la sua esperienza e che cosa c'è di fatto fuori anche, perché se rimaniamo chiusi soltanto su Motta Camastra o dei 4 comuni che abbiamo noi, non abbiamo fatto effettivamente una vera e propria esperienza. Questo è un altro aspetto che penso che sia andando giusto. fuori invece anche per una gita, anche per un viaggio, anche per fare esperienze. anche per starsi magari 1 mese, 2 mesi fuori, anche per vedere com'è la vita fuori, come si comportano anche gli altri, non soltanto Motta Camastra, non soltanto l'Italia, ma anche i paesi esteri, diciamo. Geograficamente vediamo Motta Camastra come un diamante incastonato tra i monti, tra le rocce addirittura. Ma diciamo che sotto le sue viscere scorre il fiume Alcantara. Questa cosa sicuramente impreziosisce il posto e le dà un motivo per cui potrebbe attirare una sorta di turismo, una quantità di turisti ancora più numeroso. Come fa il signor Sindaco oggi ufficialmente a fare una declamazione, ad attirare più turisti possibile e soprattutto ad attirare giovani a fare visitare Motta Camastra? Prego, a lei il microfono. Questa è bella come domanda, non è bellissima anche. Con gli artisti del sole. Con gli artisti? Del sole. Del sole. Gli artisti del sole. Parliamo, faccia lei. Ha tutto il tempo a disposizione. Diciamo, ecco, Motta Camastra, purtroppo la maggior parte di quel vero che là sotto ci sono le gole che è
del Go dell'Alcantara, che è conosciuto, diciamo, in tutto il mondo, non è una realtà soltanto di Mottacamastra. Certe volte conoscono le Go dell'Alcantara e non conoscono ad avere il Mottacamastra. barbiere, il classico barbiere Mottacamastra, quale tradizione conserva ancora? Allora, la tradizione in senso di festività, in senso di... Anche, parliamo anche della sagra, che per me è un fiore la all'occhiello un attimino per la sagra, io Sicilia. Sto parlando della festa di San Biagio, che è una cosa un po' parliamone, benissimo. particolare. Parliamone. Poi, dico, qua il 3 febbraio festeggiamo San Biagio, che ha una sua particolarità. Cioè? Non è una festa normale. Qua si esce, facciamo uscire il santo alle 3 di pomeriggio e si gira, si corre via per tutto il paese. Si corre. Lo fanno correre. Il fercolo a braccio, a spalla? No, si è sempre sul carro. Sempre sul carro? Lo fanno correre praticamente e poi si fermano in alcuni posti dove le signore che insomma hanno fatto un voto. I devoti? I devoti gli offrono praticamente dei dolci, dei bibite e così via. Okay. Poi si va in piazza Giovanni Verga e là poi c'è la gara anche fra i ragazzi, fra gli anziani, quelli giovani, e i politici, le donne, insomma, così che si fanno la gara a chi fa correre di più questo. Bene, questo feudo. noi ci congediamo anche da lei. Primo cittadino, signor Sindaco, siamo stati onoratissimi di essere qui e di avervi fatto visita, con la promessa che ritorneremo magari in una forma un pochino diversa, una forma culturale. Vedremo se possiamo instaurare un rapporto anche un po' continuativo, un po' una sorta di cultura ad appuntamenti. Detto questo, abbiamo il giovane Cotuli che ci aspetta per finire anche col signor Sindaco in bellezza, in musica. Lo invitiamo a farci ascoltare un brano? Prima di ascoltare lui, io la ringrazio per quello che lei ha fatto. Io praticamente oggi ho portato questi 2 piccoli omaggi, diciamo, ecco perché. Grazie. Questi sono degli DVD di Mottacamastra. Mottacamastra, il paese affacciato sul fiume. Ma guardate quanto è bella questa cosa. Questi sono dei DVD, abbiamo detto. Ma sì. Bello, comune di Mottacamastra, provincia di Messina. Sono veramente commossa e molto onorata per questi omaggi. Questo invece è Lo facciamo vedere? Sì, libro chiamato Pietracqua. Pietracqua. Di Giuseppe Lazzaro Danzuso, che ma è uno mottese? No, è uno molto, molto bravo nelle foto. Questa è Mottacamastra. Vista dall'alto, fotografata, lo giriamo così? Vabbè, poi io ve lo regalo, ve lo fate poi. Sì, grazie. È stato chiarissimo e soprattutto io veramente. Ho fatto anche una piccola dedica. Mi hanno detto che questa con grande piacere. Io ho messo all'amico Pino Parisi. È il nostro regista, nonché mio marito. E quindi veramente siamo. È a lei direttamente. A me proprio. Aspetta un attimino che adesso mi sorge. Ecco. Giussi Di Mauro sono io. Perfetto, grazie. Chi ha avuto questo pensiero, lei e chi per lei, veramente vanno tutte le nostre congratulazioni, la nostra commozione, che è una cosa veramente molto sincera. Beh, allora arrivederci presto. A presto, arrivederci. E noi ci rivediamo alla nostra prossima tradizione. Così Sicilia Cuore Mio vi saluta oggi da Mottacamastra, dando appuntamento alla prossima tradizione. Ciao!